E proprio una navicella di SpaceX, società di Elon Musk, nei prossimi giorni partirà per la Stazione Spaziale Internazionale. A bordo c'è Samantha Cristoforetti, che intanto è sbarcata su TikTok, il social dei giovanissimi, proprio per raccontare lo spazio. Vediamo con Giuseppe Solinas. Your friendly astronaut on TikTok, taking you to the final frontier. La ragazza che sognava le stelle si rivolge ai più giovani su TikTok per raccontare la sua nuova impresa. Pronti a decollare da sabato per una nuova missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti incontrano i giornalisti sulla pista di Cape Canaveral, ma Astro Samantha prepara il viaggio anche con la videoricetta di una tortiglia a gravità zero. Poi la presentazione dell'equipaggio. Kjell Lindgren, comandante, Robert Hines, pilota, e Jessica Watkins, specialista di missione. Sull'ISS Samantha non incontrerà i passeggeri del volo commerciale partiti pochi giorni fa con la navicella di Elon Musk, ma assieme al collega Matthias Maurer sarà il secondo astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea a bordo. Tra i tanti compiti dell'equipaggio ci sarà quello di completare l'installazione di un nuovo braccio robotico Made in Europe. Non è ancora deciso se la passeggiata spaziale toccherà proprio a Cristoforetti, ma non saranno pochi i momenti emozionanti di questa sua missione e Sam non mancherà di raccontarli anche online alla cosiddetta generazione Z. Penélope Cruz e Antonio Banderas.